Il Veneto ancora una volta protagonista a livello internazionale, oggi sede di confronto per politiche inclusive, sociali, urbanistiche, di trasporto a livello europeo, per fare appunto un libro bianco, una serie di buone pratiche da mettere a disposizione delle Nazioni Unite di quello che avviene a livello europeo, quindi esperti che arrivano da tutta Europa per creare una mappa, creare una strada per portare le buone pratiche che esistono in condivisione con il resto del mondo. Pianificare il futuro, le future città è fondamentale oggigiorno. Il mondo sta cambiando, la demografia sta cambiando, alcune parti del mondo sono più anziane, altre parti del mondo sono più giovani, ci sono disastri naturali e in generale c'è l'evoluzione. Sempre più famiglie si ritrovano ad essere famiglie diverse rispetto a quelle tradizionali. Anche molti più single ci sono, molte più persone anziane che magari restano sole o giovani che non si sposano, insomma dobbiamo rivedere un pochino il modo in cui noi concepiamo e pianifichiamo l'urbanizzazione, che deve essere accessibile a tutti, accessibile ai trasporti, accessibile al lavoro, accessibile all'educazione, deve essere inclusiva, nessuno deve essere lasciato fuori, tutti quanti inclusi e ovviamente sostenibile. Direi che più o meno questo è ciò che oggi andiamo discutendo per guardare al futuro che vogliamo, costruito assieme. Nous sommes réunis aujourd'hui pour essayer de trouver des solutions pour les villes de demain. Donc à Marseille, qui est la deuxième ville de France, quand nous sommes arrivés en 1995, que nous avons remporté les élections, il a fallu obligatoirement essayer de trouver des solutions pour faire revenir les Marseillais et la population habiter le centre-ville, parce que malheureusement les gens partaient du centre de Marseille pour deux problèmes majeurs. Il n'y avait plus d'emploi et il n'y avait pas de transport qui était adapté. Donc nous avons trouvé des solutions pour faire revenir cette population en créant des emplois, avec des zones franches, avec une zone qui s'appelle Euroméditerranée, où nous avons fait venir des entreprises pour développer de l'emploi. Un chiffre très important, en 1995, le chômage à Marseille était de 26%. 20 ans après aujourd'hui, il est de 12%. Donc c'est très important, vous voyez que les gens son revenus travailler a Marseille. Con este proyecto de ciudades inclusivas para familias sostenibles, se trata de hacer realidad lo que el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11 ha propuesto, y es que también en las ciudades que cada día están más pobladas, cada día tienen más población, todo el mundo, todas las situaciones encuentren esa acogida que necesitan para poder desarrollarse como personas, que las familias puedan encontrarse bien y que no se deje a ninguna persona atrás en ese desarrollo. Il concetto di inclusione sociale, quindi città inclusive, credo vada di pari passo con le evoluzioni sociali e economiche, ma anche demografiche, il calo della natalità e l'invecchiamento della popolazione. Quindi su questi due focus, quindi sempre più città, territori inclusivi per l'accessibilità ai servizi, penso alla prima infanzia, alla famiglia, quindi come istituzione per poterla potenziare e rafforzare, oppure penso all'invecchiamento della popolazione, quindi accessibilità per gli anziani, per le persone che da autosufficienti diventano non autosufficienti, evitare l'isolamento, ma soprattutto creare quei contesti che danno una maggiore qualità della vita.